Bentrovati in diretta, 8:02, diamo subito il buongiorno, è collegato con noi telefonicamente Mario Trampus, il presidente del Corecom regionale. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno e benvenuto. Allora, il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia oggi inaugura un nuovo sportello a Trieste, ma di questo ne parliamo tra un minuto. Per prima cosa vorrei chiederle che cos'è il Corecom, di spiegarlo con una frase riassuntiva al pubblico e soprattutto di che cosa si occupa. Allora, il Corecom, acronimo per Comitato regionale per le comunicazioni, è un organo istituito con legge regionale che svolge funzioni di controllo e di vigilanza nel settore delle comunicazioni, operando quale consulente nello specifico settore del Consiglio regionale e svolge inoltre ulteriori funzioni che sono delegate dall'Agicom, cioè l'autorità garante per le comunicazioni. Tra queste, in particolare, quelle relative alla risoluzione delle controversie tra gli operatori di telefonia, internet e TV e gli utenti, attraverso un'attività di conciliazione delle parti e, in difetto, di definizione delle stesse con proprio provvedimento, che è impugnabile davanti al TAR del Lazio. Allora, è un servizio gratuito a disposizione dei cittadini e oggi a Trieste inaugura uno sportello speciale in via diciamo sperimentale, con il progetto, l'idea insomma di poi ripetere questa esperienza anche nelle altre città capoluogo della regione. Di che cosa si occupa questo sportello e perché avete pensato di appunto realizzare questo progetto? Allora, fino all'anno 2018 l'utenza poteva rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato al fine di presentare le proprie istanze di conciliazione, se del caso avvalendosi dell'aiuto collaborativo del personale addetto a questo specifico servizio. Nel 2018 il sistema è stato profondamente modificato attraverso l'istituzione di una piattaforma digitale denominata Concilia Web, che gli utenti devono utilizzare per proporre le loro richieste. Questo nuovo sistema digitalizzato ha comportato, accanto a sensibili vantaggi nella trattazione della consistente mole dei cavi, anche non poche difficoltà per quelle fasce di possibili utenti che risultino sprovvisti delle necessarie apparecchiature digitali, ovvero che non siano in grado di avvalersene utilmente. Per ovviare a questi inconvenienti, il Corecom del Friuli Venezia Giulia ha avviato, a decorrere da oggi, un progetto sperimentale presso la sede di Trieste, destinato ad essere in seguito esteso agli sportelli di Udine e di Pordenone, che prevede la messa a disposizione dell'utenza di un computer dotato di tastiera, mouse, monitor, camera aggiuntivi per l'utente, con visualizzazione dello schermo anche da parte dell'addetto Corecom che assiste l'utente, il quale può attivamente operare con questi nella piattaforma informatica, aiutandolo a compilare e completare l'istanza di conciliazione. Allora, va detto ancora che stante l'emergenza pandemica, il punto di accesso è stato organizzato secondo le modalità previste dal protocollo regionale Covid. Certo. E cioè le postazioni dell'utente e dell'operatore sono separate da un pannello in plexiglass. L'utente può essere fornito di mascherina chirurgica, gel per la semplificazione. Sono tutte le norme anti-Covid con cui ormai dobbiamo forzatamente convivere. Il Covid è una parola diciamo un po' chiave per molto spesso, perché ha dato insomma una svolta e sicuramente anche diciamo a livello di digitalizzazione, perché tutti abbiamo dovuto attivare SPID e quant'altro, quindi insomma sono sempre di più le operazioni che dobbiamo svolgere appunto online tramite i dispositivi telefonici e quant'altro, quindi questo servizio diciamo viene incontro anche a chi riscontra difficoltà proprio nell'emergenza di dover accedere. Certamente, sì, è proprio così. Voi quanti sono, diciamo all'incirca, ecco, i numeri più recenti che avete di persone che si sono rivolte allo sportello Corecom?
il flusso delle pratiche è notevole. L'altro anno, nel giro di un anno, sono venuti circa 2.900 istanze di conciliazione, parte delle quali si sono risolte con esito positivo, la più parte, altre in termini con più contenuti hanno dato luogo a delle definizioni, cioè provvedimenti che vengono emessi dal Comitato in difetto di conciliazione. Come dicevo prima, impugnabili se del caso davanti al caso. Certo, e una cosa che è importante ribadire è che il Corecom è un servizio gratuito a disposizione dei cittadini. Allora, diamo qualche indizio, qualche informazione utile per raggiungervi. Innanzitutto c'è un sito internet che qui vedete, io ve lo sto mostrando. Un attimo che dico i sito internet, dopo le faccio dire a lei. corecomfvg.it, e qui vedete che avete anche tutte poi le indicazioni con anche il numero verde. Prego. Sì, allora, dicevo, il servizio, come diceva lei, è interamente gratuito. Viene fornito ogni venerdì dalle 9.30 alle 12.30, adesso in via sperimentale, poi vedremo di adeguarci in relazione al flusso delle domande. No? Certo. Previo appuntamento tramite il numero verde, se volete me lo leggo, 874 34 88, esatto. Oppure attraverso bio-mail al sito Corecom@regione Friuli-Venezia Giulia.it. Comunque, se digitate sui motori di ricerca appunto Corecom, vedete, venite immediatamente indirizzati nel sito, che è diciamo molto esaustivo. Ci sono anche dei video che spiegano come registrarsi e quant'altro, e potete appunto contattarli. Allora, io la ringrazio per la sua disponibilità, Presidente, le auguro naturalmente una buona giornata e soprattutto buona inaugurazione, perché lo sportello viene avviato oggi 21 maggio, come diceva il Presidente, prenotazione obbligatoria, servizio il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Grazie Presidente Trampus, buona giornata. Buona giornata anche a voi. Arrivederci.